passaggio di consegne tra due ufficiali, comandanti del nucleo operativo di radiomobile della compagnia di Agrigento, il capitano Giordano che nell'ultimo anno ha lasciato il segno, in particolar modo si è distinto in importanti attività investigative ma anche in quotidiane azioni di contrasto al crimine predatorio. Un capitano, un ufficiale, un ragazzo a cui va il mio ringraziamento per l'impegno e il mio in bocca al lupo per il futuro incarico. Di contro do il benvenuto al tenente Rutigliani, un giovane ufficiale che avrà tanta strada da fare in una realtà sempre più complessa e difficile. Con quale spirito lascia Agrigento e cosa ricorda da Agrigento? Beh, lo spirito sicuramente non è felice, sono triste di lasciare questa città, è stato un anno breve ma intenso, pieno di soddisfazioni, pieno di conoscenze, pieno di obiettivi che siamo riusciti a raggiungere grazie alla collaborazione e alla sinergia con la quale si è lavorato con la Procura della Repubblica di Agrigento, quindi un ringraziamento particolare alla Procura della Repubblica di Agrigento, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Colonnello Vittorio Stingo, al Maggiore La Rovere che ha comandato la compagnia e mi ha guidato per questo anno di permanenza ad Agrigento, e un ringraziamento a tutte le persone che ho conosciuto che mi hanno trasmesso dei valori, e quindi un ringraziamento a tutte le persone con le quali ho avuto a che fare, con i giornalisti che sono sempre stati rispettosi e con i quali si è collaborato fino all'ultimo giorno. Un prezioso in bocca al lupo al mio successore, al tenente Rutigliani, al quale auguro buona fortuna. Tenente, ecco, Agrigento non è una piazza semplice, sicuramente ci sarà tanto da fare. Senza dubbio, le problematiche da affrontare sono tante, in primo luogo la criminalità predatoria della nostra città e tanti fenomeni comunque emergenti. Faremo del nostro meglio, sempre in sinergia e in collaborazione con la Procura della Repubblica, tutto quanto il comando opererà al benessere dei cittadini e della comunità tutta. Sarà impegnativo, ma faremo del nostro meglio. Da dove viene lei? Da Bari.